Papa Francesco si è sempre preso cura dei giovani, dei ragazzi, pensiamo anche ai bambini, e in questo momento i giovani, gli adolescenti in qualche modo salutano Papa Francesco a conclusione di questa sua esistenza. L'ultimo saluto, quello dei giovani. Il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, si prepara a partire con 850 ragazzi e ragazze della diocesi di Vicenza per partecipare al Giubileo di Roma. Un viaggio già previsto, che però si è trasformato in qualcosa di diverso, di inaspettato. Sì, perché proprio in concomitanza con il Giubileo, Papa Francesco è tornato alla casa del padre. Così sabato il vescovo Giuliano, che si troverà a Roma con i giovani vicentini, parteciperà al funerale a San Pietro e oggi ricorda l'impronta lasciata nella Chiesa dal pontefice che ha fatto dell'umiltà il suo simbolo. La situazione della Chiesa, quando ha concluso il pontificato Benedetto XVI, ehm, dando le dimissioni, era obiettivamente una realtà, molto difficile con molti contrasti. Papa Francesco ha dato un impulso che è stato soprattutto quello dell'evangelizzazione, un'evangelizzazione che la Chiesa è chiamata a vivere annunciando la vicinanza di Dio ai poveri, e questo lui lo ha non solo annunciato ma anche testimoniato, perché ha alimentato la sua gioia nell'incontro con i poveri, e questo è un percorso che credo sia un grande insegnamento e un grande magistero. Vicenza in questi giorni continuerà a celebrare Papa Francesco, che ha sempre espresso un grande attaccamento alla figura della Madonna, e così dal santuario di Monteberico non mancheranno le preghiere per il Papa umile. Questa sensibilità molto profonda di Papa Francesco per la sua unione con Maria, perché lei, ecco, lo accompagni al Signore, per vivere pienamente la sua vita nell'eternità.